Valerio Baldovin, una partita che forse alla vigilia si pensava più difficile, l'atteggiamento dei ragazzi della Tonazzo è stato quello giusto, addirittura adesso si va via forse con il rammarico di non aver ottenuto qualcosa di più. Sì, allora abbiamo sicuramente giocato forse la miglior partita dell'anno sotto il profilo tecnico, tattico, abbiamo comunque commesso pochi errori, quelli che abbiamo commesso comunque sono errori che ci stanno contro una squadra così. È chiaro, c'è un po' di rammarico, abbiamo avuto la possibilità di portare a casa sia il secondo set, il primo eravamo lì, insomma. Pazienza, ci manca ancora qualcosa, però sicuramente siamo sulla strada buona, questo è fuori discussione. Siamo un po' a corto di risultati, però insomma non era oggi la partita dove dovevamo fare il risultato. Ci rimane sicuramente il gusto e il piacere di aver impegnato fino in fondo una squadra come Modena. Sappiamo che siamo una squadra che può e deve migliorare ancora, soprattutto in quei momenti importanti, perché per il resto veramente ho poco da dire ai miei ragazzi oggi. Viene da dire che se Padova giocasse così tutti i match, anche contro quelle che vengono chiamate le dirette concorrenti, allora anche il coach sarebbe più tranquillo. Sì, però questa era una cosa preventivata all'inizio dell'anno, che essendo una squadra così giovane non può avere un rendimento così costante come magari possono averlo altre squadre. Purtroppo ci è capitato di inciampare in partite dove non era opportuno inciampare, però insomma io direi che secondo me, ritorno a dire che siamo comunque sulla strada giusta. C'è un po' di rammarico, è successa la stessa cosa con Trento l'ultima partita che abbiamo giocato in casa, che avevamo opportunità di chiudere ma non ci siamo riusciti. Mi pare che comunque tra l'andata e il ritorno qualcosa in più stiamo producendo, perché l'andata a Modena insomma abbiamo avuto 3 non set, sono sempre stati lontani da noi, per cui bene, insomma vogliamo continuare a percorrere questa strada sperando di poterci togliere qualche soddisfazione in futuro. Grazie, in bocca al lupo.